esploso lo skipper del catamarano a bordo del quale è morta la 17enne Anna Chiti. Giovedì mattina l'autopsia sul corpo della ragazza. Udu, rete degli studenti medi e CGIL in presidio davanti alla stazione di Venezia Santa Lucia per ribadire che quanto successo ad Anna non è solo una tragedia ma una vergogna. Marco Poggi è convinto dell'estraneità dell'amico Andrea Sempio alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia, l'ha dichiarato il legale al termine dell'audizione in una caserma del Veneziano. Manifestazione contro il DDL sicurezza in occasione della visita del ministro dell'Interno a Venezia per il Festival delle Regioni, scontro tra attivisti dei centri sociali e polizia a poca distanza dal teatro La Fenice. Intanto proprio nell'ultimo giorno del festival i presidenti di regione votano un documento unitario al governo per chiedere di valutare un approfondimento sul tema del terzo mandato, l'annuncio di Fedriga. Dopo qualche giorno di pausa e ricovero in psichiatria, lo stalker 19enne di Ferrara è tornato all'attacco ma ora indossa il braccialetto elettronico che gli impedisce di avvicinarsi alla ex. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque partiamo dal caso della morte della 17enne Anna Chiti a Sant'Elena cadendo da un catamarano. Prima però del servizio, scusate, vi devo sottoporre come sempre il nostro sondaggio in vista di questa sera del nostro appuntamento con Ring. Allora, subito il sondaggio, regia per cortesia, crisi Fedriga, centrodestra a rischio crack anche in Veneto. Abbiamo visto che si è delineato questo nuovo scenario nelle ultime ore, proprio mentre era in corso il Festival delle Regioni a Venezia. Per rispondere di sì 0422 1626 691, 0422 1626 690, per rispondere invece di no. Questa sera dalle 21 Ring col nostro Ferdinando Avarino si parlerà di questo e molto altro. Dicevamo la cronaca allora, è formalmente indagato lo skipper del catamarano dove ha trovato la morte Anna Chiti. Nel frattempo è stata anche fissata la data dell'autopsia sul corpo della ragazza. Andrea Ravagnin, il 35enne armatore e skipper del catamarano su cui ha perso la vita la giovane Anna Chiti sabato scorso, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e violazione delle norme su informazione e violazione dei lavoratori. Lo rendono noto i suoi legali, gli avvocati Augusto Palese e Davide Vianello Viganò. La studentessa 17enne non sarebbe stata formata per quelle mansioni, come conferma anche il papà, distrutto dal dolore. Non erano le sue mansioni, perché lei doveva fare solo l'interprete, perché sapeva 5 lingue. Anna infatti avrebbe dovuto fare l'oste, solo guida per i turisti. A detta del papà, inoltre, non era la prima volta che si recava sul posto per imparare quello che sarebbe poi potuto diventare un lavoro a tutti gli effetti. Sulle 5 volte, ma così santuariamente solo per pulire le barche, ma non per lavorare. Contestualmente la procura ha comunicato che l'autopsia sul corpo di Anna sarà eseguita giovedì mattina all'ospedale civile di Venezia. Ma mentre le indagini proseguono, resta una famiglia che ancora non si capacita di come sia potuta accadere una simile tragedia. Distrutto. Non oso pensare a un papà cosa che posso al di fuori da perdere un figlio in questa maniera qua, no. E le organizzazioni degli studenti e i sindacati hanno organizzato un presidio che è tuttora in corso davanti alla stazione di Venezia Santa Lucia. Ci colleghiamo in diretta con Filippo Fois e Tommaso Migotto. Filippo, a te, buonasera. Sì, buonasera Lina, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Io sono in compagnia, dobbiamo dire che la manifestazione si è proprio conclusa in questi minuti, era cominciata alle ore 18, è stato un presidio molto partecipato, organizzato dalla CGIL, dalla rete degli studenti medi e dall'UDU, l'Unione degli Universitari Veneziani. Io sono proprio con due rappresentanti di queste due associazioni. Partiamo con Micol, che è della rete degli studenti medi. È una questione che vi ha molto colpito, naturalmente voi avete indetto questa manifestazione a circa 24 ore dalla tragedia. Sì, è un argomento che comunque ci colpisce molto, intanto anche per l'età della ragazza e anche per quanto è stato tragico il fatto. Poi in realtà noi è da anni che ci muoviamo contro le morti dei studenti, in particolare durante il PCTO, che purtroppo, per dire, nel primo trimestre di quest'anno sono state già 5, quindi ecco, è da anni che noi ci mobilitiamo per questo e in particolare sentavamo la necessità di un movimento forte e di un'azione veloce e forte a questa cosa.
Angelica invece è dell'Unione degli Universitari. Queste situazioni, voi dite, cominciano già dalle scuole secondarie e superiori e poi proseguono anche all'università. Sì, appunto partono con i PCTO all'interno delle scuole superiori, poi vanno avanti all'interno dell'università con tirocini non retribuiti, con non sicurezza all'interno del luogo di lavoro. Lo vediamo nel momento in cui appunto vengono fatti tirocini che spesso e volentieri non sono neanche inerenti al percorso di studio di studentesse e studenti e che finiscono a volte appunto in queste tragicità. Che cosa chiedete alla politica e sentite che venite ascoltate quando appunto avanzate queste richieste? Allora, noi purtroppo non ci sentiamo ascoltati, appunto è da anni che ci mobilitiamo per questo e il governo sembra assente quando noi chiediamo di mettere a sistema delle modifiche a questo sistema precario che poi porta gli studenti banalmente a dover lavorare durante il loro percorso di studi per banalmente poterselo permettere. Qui dovremmo parlare di diritto allo studio oppure in generale a quei cambiamenti che possono portare gli studenti a non sentirsi già educati a dover finire in un sistema necessariamente precario, quindi a dover fare la famosa gavetta di lavoro non pagato, mal pagato, perché non è vero che gli studenti non vogliono lavorare, ma gli studenti vogliono lavorare possibilmente pagati e soprattutto vivi. Angelica, lei da studentessa universitaria, poi restituiremo la linea allo studio, come lo vede il suo futuro? Allora, io vorrei continuare a vivere a Venezia, nonostante appunto vediamo che è una città che ha strutturato l'intero mondo del lavoro sul servizio turistico ed è una cosa che porta via da questa città moltissimi giovani che invece vorrebbero continuare a lavorare qui e a vivere in questa città. Per quanto riguarda in generale il mio lavoro, in questo momento, come diceva anche Nicole, io lo vedo precario, nel senso che subito dopo l'università la maggior parte delle persone non riesce a trovare subito un lavoro, non riesce a costruirsi subito un futuro, soprattutto per le persone che hanno difficoltà economiche, non avere un supporto comunque appunto dal nostro paese è molto difficile continuare a vivere, soprattutto anche in questa città. Grazie ad Angelica e Nicole, ci auguriamo che voi rimaniate a vivere con noi a Venezia e per ora da Venezia è tutto. Lina, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois e Tommaso Migotto che ha curato la parte tecnica, grazie alle ospiti. Parliamo della morte di un'altra giovane donna, Chiara Poggi. Con la collaborazione degli inquirenti il fratello Marco Poggi ha potuto essere sentito oggi lontano dai giornalisti e ha risposto serenamente alle domande che gli sono state rivolte. Ad Andrea Sempio lo lega un'amicizia di lunga data, così come la convinzione della sua estraneità alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia. L'ha dichiarato l'avvocato di Marco Poggi, Francesco Compagna, al termine dell'audizione avvenuta in una caserma del Veneziano. Il fratello di Chiara, uccisa nel 2007, da qualche anno vive infatti e lavora a Mestre e per questo motivo è stato sentito dagli inquirenti in un luogo che non è stato reso noto, appunto proprio nel Veneziano. Uno scontro con la polizia che sbarrava la strada al corteo dei centri sociali ha contraddistinto la manifestazione di protesta contro il DDL sicurezza. I manifestanti intendevano portare la contestazione al Teatro La Fenice, dove si trovava il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Lo scontro tra manifestanti e polizia avviene in Calle dei Frati, da Camposanto Stefano, dove si svolgeva un presidio contro il decreto sicurezza del governo Meloni, parte un corteo che tenta di raggiungere Campo Sant'Angelo e da lì portare la contestazione al Teatro La Fenice, dove il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sta partecipando al Festival delle Regioni. Quello stesso governo che non sta facendo altro che tagliare tutti i fondi per i nostri territori, per le nostre regioni, per le nostre città, tagliando welfare, tagliando servizi, tagliando la sanità. Il senatore mestrino Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, ha definito l'episodio di Calle dei Frati un oltraggio a Venezia da parte dei teppisti dei centri sociali. Speranzon chiede misure dure e tolleranza zero per questi gruppi organizzati, che definisce di codardi e violenti, che offendono la democrazia sotto la maschera della protesta.
Secondo Walter Mazzetti, segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, si è trattato di uno scenario desolante e gravemente rischioso per i colleghi del secondo reparto mobile di Padova, che conferma quanto invece sia necessario che il decreto sicurezza trovi piena attuazione. Dall'altra parte la lettura è opposta. Questa città si è dimostrata ancora una volta antifascista e contro la deriva autoritaria di questo governo, rifiutando una passerella istituzionale che parla di eccellenze del territorio dentro una città che è svenduta in nome della turistificazione di massa, che è caratterizzata da case vuote e dalla devastazione di questo territorio in nome del profitto e della turistificazione. E poi c'è l'aspetto strettamente politico. Anche l'ultima giornata del Festival delle Regioni a Venezia è stata contraddistinta dalle divisioni che hanno marcato l'intera kermesse, dal limite al terzo mandato all'autonomia differenziata. Dopo l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Ducale, quella al Teatro La Fenice sarebbe dovuta essere la giornata della Premier Giorgia Meloni, ma la sua partecipazione all'atto conclusivo del quarto Festival delle Regioni e delle Province Autonome è saltata per motivi di salute. Il Presidente del Consiglio probabilmente ha avuto delle defiance dal punto di vista fisico, non lo so, immagino, ma non è un'assenza strategica. Aggiungo anche di più che io ho un ottimo rapporto con lei, siamo stati colleghi anche ministri assieme. Le voci maliziose di un'assenza tattica della Premier fanno riferimento alle polemiche che hanno segnato questo festival. Se la legge Calderoli sull'autonomia differenziata divide i presidenti di regione, il dibattito sul terzo mandato, riacceso dall'impugnazione del governo, leghisti esclusi della legge elettorale della provincia autonoma di Trento, divide il centrodestra. Io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dai principi generali del limite, perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti, dopodiché la consulta ci darà una risposta. Nonostante le diverse sensibilità, ha aggiunto Fedriga, la cui giunta regionale è in crisi per una spaccatura tra Lega e Forza Italia da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, i presidenti di regione hanno votato un documento unitario per chiedere al governo un approfondimento sul tema terzo mandato. Intanto, assente la Premier, a Venezia c'è una parata di ministri, ma la polemica è sempre dietro l'angolo. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi va dalle zone rosse alla manifestazione contro il decreto sicurezza in Campo Sant'Angelo. Un decreto che prevede rafforzamento degli strumenti di contrasto delle truffe agli anziani, rafforzamento di strumenti di contrasto delle occupazioni abusive di immobili ai poveri anziani o alle persone vulnerabili che escono di casa e si trovano la casa occupata, le body cam per i poliziotti e tante altre cose. Dire che è un decreto liberticida mi sfugge. Per il ministro all'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin sull'ipotesi di una centrale nucleare a Marghera. Io credo che arriveranno prima le navi mercantili a Marghera con il reattore nucleare che non altre valutazioni. Persino polemica dentro la Fenice sulla paga di soli 70 euro lordi agli orchestrali per 2 giorni di lavoro per incidere l'inno di Mameli in occasione del 2 giugno. Luigi Brugnaro si è offerto di devolvere una parte del suo stipendio da sindaco. Però non voglio aprire varchi, che poi non sembra che fanno gli accordi sindacali con i soldi del sindaco, perché è tutto così, capito? Basta dare una ungia e uno si prende il braccio. Però certamente risolvere questa cosa ci provo, insomma. Ritorniamo alla cronaca dopo qualche giorno di pausa. Il ricovero in psichiatria, lo stalker 19enne di Ferrara è tornato purtroppo in azione, ora però ha il braccialetto elettronico. Aveva promesso di non avvicinarsi più né a lei né alla sua famiglia, ma la notte scorsa le ha telefonato nascondendo il numero. Inoltre, lunedì non si sarebbe presentato alla caserma dei Carabinieri di Ferrara per la firma come disposto dal giudice, violando così 2 diverse misure in poco tempo, decise dopo gli episodi nei confronti della ragazza padovana, ultimo la minaccia con le forbici avvenuta a Mirano. Dal reparto di psichiatria dove era stato ricoverato a Ferrara, il 19enne si era scusato dicendo di soffrire di bipolarismo e di volersi curare. Era riuscito anche a parlare con Gino Cecchettin, scusandosi per i post sui social in cui definiva Filippo Turetta un esempio da seguire. Ma il suo pentimento è durato poco, perché è tornato alla carica. Ora gli è stato messo il braccialetto elettronico alla caviglia, come lui stesso ha voluto documentare sul suo nuovo profilo Instagram. Il dispositivo è previsto scatti sia entro i 500 metri dall'ex fidanzata, sia se dovesse avvicinarsi alla stessa distanza alla zia di Mirano che l'ha ospitata per 3 settimane. 2 cittadini moldavi espulsi dall'Italia per una sfilza di reati e un algerino raggiunto dall'avviso orale del questore, furti, comportamenti molesti e spaccio nel mirino della Polizia di Stato.
Ricettazioni, danneggiamenti, lesioni, resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo d'armi, per non parlare dei numerosi episodi di ubriachezza molesta. Gli agenti della questura di Treviso hanno accompagnato alla frontiera per l'espulsione 2 cittadini moldavi, entrambi pluripregiudicati e irregolari sul territorio nazionale. Si tratta di un 37enne di Sandona di Piave e di un 31enne di Breda, quest'ultimo con una sfilza di precedenti. Entrato regolarmente in Italia nel 2012 per ricongiungersi ai familiari già presenti sul territorio, negli ultimi anni si era dato al crimine e il rinnovo del permesso di soggiorno gli era stato rifiutato. Dopo un periodo di carcere è arrivata l'espulsione. I 2 moldavi sono stati imbarcati su un volo per Chisinau. Sempre in queste ore il questore Alessandra Simone ha emesso un avviso orale nei confronti di un 34enne algerino arrestato ad aprile per spaccio di cocaina a Ponte di Piave, con alle spalle ben 2 condanne per lo stesso reato. Tra le prescrizioni imposte: non possedere e utilizzare radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica, mezzi di trasporto blindati, spray urticanti, armi o riproduzioni di esse, giocattoli compresi. Siamo alle elezioni amministrative. A Eraclea si ricandida l'ex sindaco Nadia Zanchin, tenta il ritorno dopo la sfiducia. Mi ricandido con la lista civica Eraclea C'è per l'amore che provo per Eraclea e per proseguire un percorso che avevo iniziato 4 anni fa. Ad Eraclea torna in campo Nadia Zanchin, l'ex sindaca sfiduciata il 20 dicembre scorso, si ricandida con l'appoggio di Lega e Fratelli d'Italia. Eraclea è un paese che ha tantissime potenzialità e il mio obiettivo è farla emergere, è farla crescere in tutti i settori. Noi di Eraclea C'è siamo consapevoli di aver messo in campo un programma ambizioso con opere importanti, ma siamo sicuri di poter terminare tutte le opere indicate con tanto lavoro. Riusciremo a intervenire su tutti gli ambiti, dal turismo all'ambiente, al sociale, all'urbanistica, con interventi ben mirati che interesseranno tutto il territorio. Seppur sfiduciata, la Zanchin giustifica la fine anticipata del mandato più per motivi personali che per motivi politici. Ed ora punta a riprendere il timone del comune, già commissariato 2 volte dal 2019, segnato da anni di difficoltà amministrative. In questo viaggio non sarò da sola, ma con me ci sarà una squadra di persone capaci e competenti e molto ambiziose, alle quali in sede di candidatura ho chiesto 2 requisiti: l'amore per Eraclea e la voglia di mettersi in gioco. Voglio che Eraclea emerga, che abbia la pari dignità degli altri paesi e che i cittadini di Eraclea siano finalmente orgogliosi di abitare in questo bellissimo paese, in questa bellissima realtà. Votate Eraclea C'è. Il futuro di Eraclea si costruisce con chi ha già dimostrato di saper fare. Il Veneto conquista un posto di rilievo nella guida ai migliori beach club d'Italia presentata a Milano. Ben 18 stabilimenti balneari della nostra regione sono inseriti tra le eccellenze del settore. Sono 18 i beach club del Veneto inseriti nella seconda edizione della guida presentata a Milano, un risultato che conferma la qualità dell'offerta balneare regionale e il ruolo di primo piano della costa veneta nel panorama turistico nazionale. Sicuramente grande soddisfazione, per la prima volta questa guida ha introdotto i criteri di qualificazione già utilizzati ad esempio per gli alberghi, applicandoli agli stabilimenti balneari. Partiamo quindi da un ombrellone fino ad arrivare ai 3 ombrelloni che testimoniano insomma le eccellenze e il più alto livello di qualità. Siamo molto soddisfatti anche in considerazione del fatto che c'è stata una crescita rispetto agli stabilimenti che già erano stati menzionati nella precedente edizione, quella del 2024. Capacità di coniugare tradizione e innovazione, restando punti di riferimento della costa e della cultura italiana. Un riconoscimento importante per tutto il comparto, che segna una crescita significativa rispetto anche alla precedente edizione, quando gli stabilimenti veneti selezionati erano appena 6. Questo dimostra che l'approccio maggiormente proattivo, l'approccio imprenditoriale che tutte queste strutture affiliate ad Union Mare Veneto hanno messo in campo anche nell'affrontare i percorsi di evidenza pubblica utilizzando la legge 33, che proprio in questo ultimo anno è stata utilizzata da moltissimi di questi operatori per dare una risposta concreta alle criticità della Bolgestan, si è rivelato sicuramente un approccio corretto e quindi possiamo testimoniare che è possibile coniugare l'investimento con
l'idea di mettere a terra un progetto che renda quella continuità aziendale che da una parte risolve le criticità della Bolkestein, ma dall'altra soprattutto mette in sicurezza i tanti posti di lavoro che caratterizzano questo comparto così importante nei numeri dell'economia del nostro territorio. In chiusura vi ricordo la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione, la tragica morte di Anna Chiti, notizia che adesso rilanciano anche le agenzie perché lo skipper che comandava il catamarano sul quale sabato scorso è avvenuto l'incidente è costato la vita alla ragazza di 17 anni trascinata in acqua da una cima agganciatasi all'elica è stato appunto iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Venezia per omicidio colposo. L'atto è stato firmato dal PM Stefano Buccini. Il comandante, lo skipper, dovrà rispondere anche di violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro dal momento che, lo abbiamo sentito ribadito anche dai sindacati e dagli studenti in presidio a Venezia, Anna non aveva ancora un regolare contratto di lavoro e il magistrato ha disposto infine l'autopsia, lo abbiamo detto, sul corpo della ragazza per accertare cause e dinamica. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo ora le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata, arrivederci.